Ciao a tutti, molto spesso mi viene chiesto del seme da ombra, così mi chiedono, cioè un seme che possa nascere, quindi un'erba che sia resistente alle zone molto ombrose. E lì spesso non so bene quale sia il limite del discorso, ma cosa ho fatto? Ho chiamato Riccardo della GeoGreen, che è un esperto di questo, e magari ci potrà mettere le cose in riga. Che dici, Riccardo, in base a questo? Allora Maurizio, hai ragione ad essere in difficoltà, perché in realtà, dicendolo tra noi pochi intimi, l'erba da ombra non esiste. Però è anche vero che può tollerarne un certo livello, cioè noi lo misuriamo in termini di numero di ore di sole o di ombra durante ogni giorno. Quindi sapete benissimo che il sole gira, quindi anche l'ombra che viene trasmessa a terra cambia posizione, Certo. per cui alcune ore di sole possono bastare ad alcune specie, ok, di erba da prato per sopravvivere in quelle condizioni. Ed è lì che noi dobbiamo andare a scegliere i nostri miscugli. Voi sostanzialmente dovete vedere, su consiglio di Maurizio, quei miscugli, quei sacchi, quelle scatolette che contengono grandi quantità di Festuca arundinacea e Festuca rubra. Queste sono le due specie che sono scritte sui cartellini dei sacchi, che riescono più di altre a resistere a quelle condizioni. L'altro segreto però è che all'ombra il prato ha più bisogno di cure. In particolare bisognerebbe avere l'accortezza di alzare un po' di più l'altezza di taglio in quelle zone, se è possibile farlo, perché io dico sempre che la foglia è come una parabola che riceve i segnali. Se il Un bel esempio segnale è questo. debole, se il segnale è debole, cosa bisogna avere? Dico io banalmente, una parabola più grande. E Certo. quindi la stessa cosa succede nell'erba, cioè la foglia intercetta la luce. Se abbiamo una foglia di pochissimi centimetri, non ce la farà a fare tutta la fotosintesi di cui ha bisogno per vivere e morirà. Se l'altezza di taglio è molto elevata, diciamo sopra i 6-7 centimetri, con quell'altezza di taglio la foglia riuscirà a fare sufficiente fotosintesi. Quindi altezza di taglio elevata, Festuca rondinacea e Festuca rubra. Bene, abbiamo capito molto chiaramente quali sono le indicazioni che ci dà Riccardo. A questo punto, buona semina all'ombra. Ciao a tutti.